Venerdì 16 agosto, San Rocco. È il 228° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 137 al termine. Il sole sorge alle 6:13, tramonta alle 20:16. La luna sorge alle 15:15, tramonta a mezzanotte. Chioggia, stretta d'assedio dalla flotta genovese che ha già conquistato Grado, Caorle e Pellestrina, è costretta a capitolare. La città viene messa a sacco e data alle fiamme. L'ammiraglio Pietro Doria, comandante di genovesi, dichiara alteramente: Venezia è senza speranze, presto metterò le briglie ai cavalli di San Marco. È il momento più grave della guerra omonima. Le previsioni per domani: tempo variabile, localmente instabile, almeno fino al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite, più probabili ed estese dal pomeriggio sera. Saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, nella prima parte della giornata, con qualche fenomeno al pomeriggio, più che altro sulle zone prealpine e molto localmente in pianura. Temperature in calo anche sensibile su tutta la regione, venti in pianura moderati da nord-est, con i forzi di bora sulla costa e zone orientali.